Giornata di mobilitazione popolare a Sciacca organizzata dal Comitato Civico Patrimonio Termale per la riapertura delle terme in occasione del 9° anniversario della loro chiusura. Celebrata oggi a Favara la Giornata dei Giusti, una targa in ricordo in memoria di Calogero Marrone installata nella sede del nuovo municipio. Convegno ieri di Legambiente per dire no al rigassificatore a Porto Empedocle sia alle energie alternative. Il Sorottimis di Agrigento aderisce alla campagna nazionale Camminare su scarpe diverse per la parità di genere. Alla provincia di Agrigento un convegno nella giornata dell'8 marzo con il contributo di tante autorità locali. Incidente mortale ieri a Sciacca lungo la strada statale 115. Perde la vita Antonio Raca, di 48 anni, originario della provincia di Messina. Conferenza stampa di Giuseppe Deni sul futuro dell'Acragas, fiducioso che il comune di Agrigento faccia il bando per l'affidamento dello stadio ai privati. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno di TVA Notizie. Ampia la partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca, una giornata di mobilitazione popolare nel giorno in cui ricorre il 9° anniversario dalla chiusura delle terme di Sciacca, messa in atto dalla Regione il 6 marzo del 2015. Il servizio. Ampia la partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca, una giornata di mobilitazione popolare nel giorno in cui ricorre il 9° anniversario dalla chiusura delle terme di Sciacca, messa in atto dalla Regione Siciliana il 6 marzo del 2015. Un patrimonio termale che ha proprietà terapeutiche e naturale uniche al mondo, che dovrebbe essere veicolo di ricchezza e di turismo lungo tutto l'arco dell'anno e che invece è stato abbandonato nell'incuria e nel degrado, coi lucchetti ai cancelli. Mentre ovunque il termalismo sanitario e del benessere diventa una risorsa preziosa, a Sciacca rimangono chiusi 2 stabilimenti termali, come dice il presidente del Comitato Civico Nino Porrello. Le terme di Sciacca, celebri sin dall'antichità per le loro straordinarie qualità terapeutiche, delle acque, dei fanghi, dei vapori caldi che fuoriescono naturalmente dalle viscere del Monte Cronio, sono state chiuse e abbandonate dalla Regione Siciliana 9 anni or sono. La Regione Siciliana avrebbe dovuto privatizzarle, così come prevede la legge, ma in questi 9 anni non l'ha fatto. E non solo questo, ma ha anche abbandonato e quindi non ha tutelato il valore del complesso immobiliare ed impiantistico, che quindi si è degradato ed è fortemente anche vandalizzato. La conseguenza è stata che il territorio, il nostro territorio, ma direi l'intera Sicilia, è stata privata di una risorsa di fondamentale importanza per il suo sviluppo economico, il suo sviluppo turistico, un turismo destagionalizzato, per il suo sviluppo occupazionale. Ovunque in Europa e in Italia il termalismo fa registrare numeri record. Noi invece in Sicilia siamo all'anno zero, tutto chiuso nei 2 principali poli di Sciacca e anche di Acireale. La politica regionale non ha mai dato segnali reali e concreti di un piano e di una progettualità per il rilancio di questo termalismo anche attraverso la strada prevista della privatizzazione. Si è solo caratterizzata per mancanza di volontà politica e anche per incompetenza che abbiamo potuto toccare con mano quando siamo stati a Palermo. E allora è scaturita, dopo tanto lavoro e dopo tante interlocuzioni inutili, questa iniziativa del Comitato Civico Patrimonio Termale di organizzare questa mobilitazione civica popolare, perché adesso è il momento di innalzare la voce di migliaia di persone di questo territorio per chiedere fortemente alla politica di mettere in agenda con un ruolo di priorità la soluzione di questa problematica. Non a caso sicuramente ieri sera un primo risultato è stato già ottenuto, perché ieri sera
il governo regionale e in prima persona il presidente Schifani ha organizzato un vertice tecnico sul termalismo e ha annunciato che entro questa legislatura le terme saranno riaperte. Bene, è un primo risultato, ma noi non ci accontentiamo più delle parole, non ci accontentiamo più delle chiacchiere inutili. Noi vogliamo con i fatti la conferma che si vada in quella direzione e quindi chiediamo in modo forte, adesso oggi lo chiederanno migliaia e migliaia di cittadini, che il termalismo di Sciacca diventi una priorità e che si trovino le risorse insieme pubbliche e private per affrontare quello che dopo 9 anni è diventato sicuramente un problema complesso, ma che è un problema risolvibile se decidiamo di averlo a cuore e di risolverlo. Sindaco, la città ha dato un segnale molto forte oggi. Che significa la manifestazione? Ma oggi questa città elimina dalla propria coscienza un peccato originale sulle terme, sul fatto che nel 2003 è stato fatto un referendum per la denominazione Sciacca Terme ed è andato in fumo. Nel 2015 il sindaco del tempo, il Fabrizio Di Paola, ha lottato per non farle chiudere, ma la città non ha risposto e non ha lottato insieme a lui. Nel 2021 è stata fatta la marcia su Palermo dal sindaco Valenti, anche lì senza risultati da parte della popolazione. Oggi penso che il fatto che questa mobilitazione parta dal popolo è la conclamazione ufficiale del fatto che in questi 9 anni probabilmente ci si è resi conto che il futuro della nostra città passa dalle terme e tutti ormai se ne sono riappropriati dal punto di vista morale, e quindi adesso bisogna riversare chiaramente a Palermo questo entusiasmo per far sì che questa riapertura che è stata annunciata dal presidente Schifani possa passare da delle tappe ben precise che questa città deve controllare. Io ritengo assolutamente sì, voglio ribadire ancora una volta quello che ha detto il Presidente della Regione ieri sera nel suo comunicato dopo l'incontro che ha avuto con gli attori, diciamo in qualche maniera regionali, per portare avanti un lavoro concreto nei confronti della riapertura delle terme. Intanto il fatto che questo governo ha preso un impegno, ricordiamo che c'è stato un governo che le ha chiuse, un governo che non ha fatto nulla e un governo Schifani che sta pensando a riaprirle, pensando ad una diciamo, unione pubblico-privato. Stamattina ho sentito anche l'assessore Falcone, l'obiettivo è quello di fare una ricognizione e capire esattamente il costo di una operazione ristrutturazione, fare in modo che la Regione con i fondi FSC metta l'80% e il 20% lo metta il privato. Io credo che questo sia la volta buona, sicuramente il movimento attorno alle terme, il fatto di mobilitare anche i territori sia stata una idea da accogliere. Voglio ribadire ancora una volta che sono qui anche in veste da sindaco, l'ho detto e lo ripeto, se Sciacca soffre un intero territorio, se Sciacca sta bene l'Interland. Di questo siamo tutti coscienti e credo che lo sia anche il governo Schifani. Quindi non voglio assolutamente che passi il messaggio della stigmatizzazione nei confronti di un governo che sta lavorando per riaprire le terme di Sciacca. L'onorevole Catanzaro, lei ha portato la calottina del 2021, perché? Perché dal 2021 al 2024 non è cambiato nulla, considerando che c'è un governo regionale sempre dello stesso colore politico, in continuità. Prima c'era Musumeci, oggi c'è Schifani. Spero che le ultime dichiarazioni di queste giornate siano dichiarazioni che abbiano almeno la validità di un impegno, di un impegno costante da parte del Presidente Schifani, perché sicuramente è vero, da 9 anni le terme sono chiuse, ma lo scorso governo regionale ci ha preso in giro, dopo che noi nel 2021 addirittura abbiamo fatto 4 giorni di marcia andando a Palermo a protestare, non si è mosso nulla e c'era un assessore che si chiama vi preghiamo per favore, c'è difficoltà a entrare, spostatevi sempre verso sinistra un pochettino per lasciare un po' di spazio. Non cambia nulla. Celebrata oggi a Favara la giornata dei giusti dell'umanità, con lo svelamento di una targa a ricordo in memoria di Calogero Marrone, giusto tra le nazioni, medaglia d'oro al merito civile, nei nuovi locali del comune ex Boccone del Povero, che ha visto anche un'ampia partecipazione delle scuole di Favara. Noi abbiamo seguito l'evento. Rosario Manganella, oggi una giornata importante, giornata dei giusti e dell'umanità.
lo svelamento di una targa a ricordo in memoria di Calogero Marrone, giusto fra le nazioni. Quindi la nuova sede del comune di Favara. Sì, oggi è una giornata davvero importante per la nostra città. È importante perché non solo viene ricordato ancora una volta Calogero Marrone, la sua storia e tutto quello che lui ha fatto per salvare ebrei da antifascisti, ma è importante anche perché oggi si rafforza il nostro rapporto con il comune di Varese, con il quale il comune di Favara è gemellato, ed avendo, come è noto, Varese operato soprattutto nella città di Varese, è importante che la sua città natale oggi lo ricorda e nello stesso tempo riafferma il principio di un rapporto, diciamo, sempre più intenso con la città varesina. Faremo tantissime altre iniziative che sono già in programma per i prossimi giorni. Ne abbiamo una in cantiere che è molto importante, di cui non voglio rilevare niente al momento, perché è giusto che venga diciamo, tutto messo in mostra nel momento in cui avremo diciamo, il programma ben definito, e quindi a quel punto poi con una conferenza stampa prima faremo anche questo. Quello che voglio soltanto dire, e concludo, è che oggi noi celebriamo un giusto tra le nazioni, giusto perché qualcuno dice: ma chi è? Perché è giusto? Chi è che lo fa giusto, eccetera. I giusti sono stati per la prima volta messi, diciamo, avanti da parte di Gerusalemme, dallo Yad Vashem, che ha preso un tratto, un salmo del Talmud, che appunto dice che i giusti sono delle persone non né eroi né ovviamente altri tipi, sono soltanto delle persone che a un certo punto si convincono che è giusto dare una mano per aiutare il prossimo, ed è qui tutto il senso, diciamo, anche della figura di Calogero Marrone. Nella giornata di giusti ricordate con questo evento il partigiano Marrone. Qui al comune di Favara ce ne parla il sindaco Palumbo. Sì, un evento che avevamo progettato da tempo, un'idea che giustamente c'era venuta l'anno scorso quando siamo stati a Varese nell'atto della consegna della medaglia d'oro al valor civile al nostro concittadino Marrone. Di fronte all'ufficio anagrafe di quel comune c'è una targa che ricorda il suo sacrificio, dove si parla di Calogero Marrone di Favara. Mi è sembrato opportuno come amministrazione, come sindaco, di dedicare una targa nel nostro ufficio anagrafe, nei nuovi uffici che abbiamo aperto alla Collina San Francesco, e oggi scopriamo questa targa che riporta in parte la dicitura che è presente di fronte all'ufficio anagrafe del comune di Varese, e in parte una nostra dedica come amministrazione di Favara al nostro concittadino. Un comune attento a queste tematiche, sindaco. Ma ci mancherebbe, andando culturalmente e anche come il nostro modus operandi siamo attenti a queste dinamiche. Abbiamo a Favara la fortuna di avere un personaggio che ha fatto la storia, è stato un partigiano, ha ricevuto la medaglia d'oro ed è stato dichiarato giusto tra le nazioni. Ci sembra corretto e doveroso ricordarlo, ma non per ricordarlo fine a se stesso, ma per ricordare il suo sacrificio e il suo esempio ai nostri concittadini e ai nostri ragazzi. Anche l'Istituto Scolastico Ambrosini presente a questa iniziativa? Sì, l'Ambrosini è ovviamente l'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino, che è qui con una notita rappresentanza, come sono presenti tutte le scuole della città, ancora una volta a rinsaldare questo rapporto straordinario con l'Istituto di Studio e Ricerca e la Fondazione Marrone, per ricordare, per fare memoria di un eroe, di un giusto, e per continuare a credere nella legalità attraverso l'esempio di un bavarese autentico che ovviamente ogni giorno ci insegna il valore della legalità, il valore della memoria, il valore del ricordo, il valore della democrazia e della libertà. No al rigassificatore a Porto Empedocle, sole e vento per la giusta transazione per una Sicilia carbon free. È stato questo il tema di un convegno organizzato da Legambiente Sicilia che si è svolto ieri presso la sede del parco a Casa San Filippo. Le interviste ai protagonisti.
Oggi si discute di transizione energetica, si discute di clima, si discute anche di rigassificatore. Intanto quali sono gli scenari che si aprono dopo la COP28? La COP28 ci obbliga e ci sollecita a uscire dalle fonti fossili nel più breve tempo possibile, anche perché abbiamo degli impegni e degli obiettivi climatici che sono stringenti e sfidanti. Entro il 2030 noi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 65% nel nostro paese e questo richiede anche un impegno più deciso sul fronte dello sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro paese e nella nostra regione. Purtroppo si installano ancora troppi pochi impianti. In Sicilia fine 2023, nel solo 2023 ne abbiamo installati 572 megawatt e noi per raggiungere gli obiettivi del burden sharing che ci sono stati assegnati dovremmo triplicare la potenza installata, quindi più fonti rinnovabili, più eolico e più fotovoltaico. Questo ci consentirebbe appunto di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi assegnati dalla strategia nazionale sulle emissioni climalteranti. Mentre ad Agrigento viene avanti comunque il rigassificatore. Sì, purtroppo non si fanno scelte decise e del futuro, orientate verso il futuro. Si guarda al passato come al rigassificatore, che è un vettore di fonti fossili, e quindi bisogna assolutamente abbandonare queste scelte per orientarci invece verso scelte più ambientalmente sostenibili come sono appunto le fonti rinnovabili. È un problema politico? È un problema di visione politica, di mancanza di pianificazione industriale e di pianificazione energetica. Manca una politica in questo senso e noi appunto sollecitiamo sia gli enti regionali che nazionali che quelli locali ad costruire insieme una visione per realizzare i cantieri della transizione ecologica. Alla luce della COP28 finalmente si è scritto nero su bianco che bisogna uscire dalle fonti fossili, utilizzando magari un termine che è quello del transition away anziché phasing out, ma in realtà aver scritto che dobbiamo uscire dalle fonti fossili e che questa è una prospettiva che dobbiamo accelerare nel prossimo scorcio di decennio, che è quello che ci porterà al 2030 con gli obiettivi transitori, è sicuramente un grande passo in avanti. Lo dovremo fare triplicando le fonti rinnovabili e raddoppiando il tasso di efficienza energetica. Questo significa che dobbiamo credere veramente che appunto, se abbiamo la consapevolezza che c'è una crisi climatica in atto, necessariamente dobbiamo impegnarci affinché le fonti rinnovabili possano essere realizzate anche sui nostri territori. Intanto ad Agrigento si va un po' in controtendenza con la vicenda del rigassificatore che prende piede. Sì, di fatto le potenzialità che ha la nostra regione, che in questi anni è stata appunto decantata come un hub delle rinnovabili, di fatto rientra in piani del governo nazionale e il governo regionale come hub del gas. Dalla nostra regione arriva il gas dall'Algeria, dalla Libia, e non è una novità, ma la novità è che progetti che potevano essere di transizione energetica nel 20 anni fa, appunto con il gas, oggi ritornano inutilmente in auge, proprio perché se dobbiamo triplicare la produzione di energia da fonti rinnovabili, non possiamo distrarre somme importanti, investimenti importanti a questa rivoluzione. Camminare su scarpe diverse per la parità di genere è il messaggio che il Soroptimist Club International lancia e raccolto dal club di Agrigento, il servizio di Margherita Trupiano.
Non è un remake di quella tendenza mismatched venuta fuori intorno al 2020, ma una sorta di sfilata e pose nelle quali le donne indossano volutamente scarpe diverse, raccolta in uno spot e proiettata verso il volere dare un forte significato all'8 marzo, ricorrenza della Giornata internazionale della donna. L'idea è del Sir Optimist International, che ha lanciato la campagna Camminare con scarpe diverse per la parità di genere, proposta accolta dal Club di Agrigento, che ha elaborato un video che ritrae alcune delle socie che camminano o semplicemente indossano scarpe differenti. Perché si sa, al di là di quella moda mismatched lanciata qualche anno fa, incedere con calzature diverse evidenzia una differenza, uno sbilanciamento, disegna una storia delle donne fatta di difficoltà ma contestualmente di forza e capacità di superare gli ostacoli, di una società, come afferma il video, che senza gli adeguati aggiustamenti, camminando su scarpe diverse, rischia di inciampare, rallentare, zoppicare e spesso fermarsi. È proprio questo il senso dell'idea che da nord a sud dell'Italia lancia il Sir Optimist, con un messaggio corale che si conclude con le parole della presidente Paola Toscano, che nel video afferma perché l'8 marzo non sia la giornata internazionale per i diritti delle donne, ma sia la giornata delle donne per i diritti di tutti. Il contributo è stato condiviso sulle piattaforme social e noi, durante il servizio, ne abbiamo proposto uno spaccato. E venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne, nella sala Giglia del Libero Consorzio, dalle ore 9:30 in poi, si svolgerà l'incontro Donne, Pace e Sicurezza, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia, presieduto da Maria Antonietta Testone, che interverrà insieme al prefetto di Agrigento Filippo Romano, al commissario della provincia Giovanni Bologna, alla giornalista Maria Giuseppina Terrasi, al comandante della compagnia dei carabinieri di Agrigento Anna Maria Putortì, dal presidente dell'Ande De Paola, dal sottotenente di vascello Domenica Annichiarico. Parteciperanno anche diverse classi del liceo Empedocle, Leonardo e Politi. Incidente mortale ieri a Sciacca, un terribile schianto si è verificato nei pressi della galleria Belvedere, lungo la strada statale 115, sud-occidentale Sicola, almeno 3 i veicoli coinvolti. Si è trattato di 2 camion e un'auto, il bilancio è di un morto e di un ferito. A perdere la vita è il conducente dell'utilitaria Antonino Araca, 48 anni, della provincia di Messina. L'impatto è stato talmente violento che l'automobile è stata letteralmente disintegrata. Una condanna e rinvio a giudizio nei confronti di 2 imputati agrigentini coinvolti nella maxi inchiesta sull'uso dei cellulari da parte dei detenuti nel carcere di Bologna. Lo ha deciso il GUP del Tribunale del capoluogo emiliano Roberta Malvasi. 8 mesi di reclusione sono stati inflitti a Carmelo Nicotra, di 42 anni, originario di Favara. L'imputato, difeso dall'avvocato Salvatore Cosumano, aveva scelto la via del rito abbreviato come la maggior parte delle persone a processo. Il pubblico ministero, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna del favarese a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Il giudice per l'udienza preliminare ha invece disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Antonino Chiazza, di 54 anni, di Palma di Montechiaro. L'imputato, difeso dall'avvocato Giovanni Lo Monaco, comparirà il prossimo 19 giugno davanti il giudice Claudio Gualtieri per la prima udienza del processo, che si celebra col rito ordinario. Dopo 25 anni hanno un nome i mandanti dell'omicidio del sindacalista siciliano della UIL Mico Geraci, ucciso con una raffica di colpi sparati da un fucile a pompa. Era l'8 ottobre del 1998 a Caccamo, davanti al figlio e alla moglie. La corrispondenza da Trapani. I fratelli Salvatore e Pietro Rinella, mafiosi di Trabia, fecero una cortesia a Bernardo Provenzano. Dopo 25 anni la procura di Palermo svela i mandanti dell'omicidio del sindacalista Mico Geraci, assassinato l'8 ottobre del 1998 a Caccamo.
Un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto è stata notificata ai Rinella in carcere dove sono detenuti da anni. L'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale. Alcuni spunti importanti sono arrivati da una inchiesta della Commissione parlamentare antimafia che ha girato la relazione conclusiva all'autorità giudiziaria. Secondo la ricostruzione della procura guidata da Maurizio De Lucia, i mafiosi di Caccamo chiesero a Provenzano di sbarazzarsi del sindacalista della UIL e politico che ostacolava gli interessi di Cosa Nostra. Dalle concessioni edilizie ai contributi agricoli, dal piano regolatore alla distribuzione dell'acqua. Dopo aver lasciato la Democrazia Cristiana ed essersi invece avvicinato a Dolce Lumia, la sua elezione però veniva bollata come un rischio per l'organizzazione criminale che fino ad allora aveva controllato la macchina comunale. Ed allora Provenzano diede l'ordine ultimo di ucciderlo, scavalcando il capomandamento di Caccamo, Nino Giuffrè. Giuffrè si era opposto perché un gesto così eclatante avrebbe provocato la reazione delle forze dell'ordine. Lo fecero a mia insaputa, disse il boss, una volta divenuto collaboratore di giustizia, inquadrando il contesto del delitto. Negli ultimi anni si sono aggiunte le dichiarazioni di altri 3 collaboratori di giustizia, Emanuele Cecala, Andrea Lombardo e Massimiliano Restivo, raccolte dai pubblici ministeri Giovanni Antoci e Bruno Brucoli. Geraci aveva superato il suo limite e andava silenziato, Provenzano così chiese ai boss Rinella di Trabia, suoi fedelissimi uomini, di trovare 2 killer individuati in Filippo Lococo e Antonino Canu. Furono loro ad attendere che Geraci rientrasse a casa di sera per sparargli 6 colpi di fucile. Sparavano, caricavano e sparavano sotto gli occhi del figlio di soli 17 anni. Qualche anno dopo Lococo e Canu furono anche loro assassinati, erano considerati 2 cani sciolti. Tra i nuovi collaboratori è stato soprattutto Restivo a contribuire alla ricostruzione del delitto. Ha raccontato di essere stato contattato da Lococo e Canu per partecipare direttamente a questa missiva, ma si era tirato indietro. Lococo era l'uomo che esplose i colpi, mentre Canu faceva da appoggio. Ladri in azione ad Alessandria della Rocca, ignoti malviventi si sono intrufolati nel nuovo impianto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in via Portella. Una volta all'interno sono stati portati via una colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici, una batteria di accumulo, una console per la pesa dei mezzi, materiale elettrico e un inverter. Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 30.000 euro. A presentare la denuncia è stato il dirigente comunale del municipio di Alessandria della Rocca, al via le indagini dei carabinieri della locale stazione. Continuano le indagini sui morti di Altavilla, rilievi della polizia scientifica nella casa della coppia dei predicatori a Sferracavallo, la corrispondenza da Palermo. Come disposto dalla Procura di Termini Imerese, carabinieri del RIS e del SIS stanno passando al setaccio l'abitazione di Via dell'Arancio a Sferracavallo, dove vivevano Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia accusata di aver ucciso al culmine di un presunto esorcismo Antonella Salamone e suoi figli Kevin ed Emanuel nella loro villetta di Altavilla. I militari specializzati in investigazioni scientifiche stanno repertando tutto ciò che può tornare utile alle indagini e che è potenzialmente deperibile, come le impronte per esempio, ma i controlli sono estesi ovviamente anche ad abiti, scarpe ed altri oggetti. Appena avranno terminato questi accertamenti, che in gergo tecnico sono atti irripetibili, gli investigatori compiranno la stessa operazione nella villetta di Altavilla, dove è avvenuto il triplice omicidio all'inizio di febbraio. Al conferimento dell'incarico ai carabinieri da parte del PM era presente anche l'avvocato Giancarlo Barracato, che difende Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, che secondo l'accusa, assieme anche all'altra figlia di 17 anni, sarebbe responsabile della strage.
compiuta per scacciare, così si dice, presenze demoniache. Gli inquirenti non stanno dunque cercando nulla di specifico, ma hanno il compito di individuare e cristallizzare elementi che in futuro potranno eventualmente diventare rilevanti per chiarire i contorni degli omicidi. La casa di Via dell'Arancio in cui abitava la coppia, che avrebbe officiato il rito, fatto da atroci torture e sevizie, si presentava in grande disordine con cataste di abiti sui letti, ma anche cibo e taniche di olio, un caos insomma. Non ci sarebbe però, ad un'occhiata superficiale, alcun segno religioso nell'abitazione. Il luogo era già stato perquisito dai carabinieri al momento del fermo dei 2 indagati ed erano stati ritrovati i biglietti di treno per la tratta Palermo-Altavilla, ma anche materiale religioso, e la coppia aveva consegnato 2 telefoni cellulari ed un computer ai militari. Che nell'immobile di Sferracavallo ci siano le impronte di Carandente è fine scontato, ma gli investigatori potrebbero imbattersi anche in quelle di altre persone, magari legate al presunto gruppo para-religioso di cui 2 farebbero parte. La figlia di Barreca ha poi sostenuto che 2 venissero da loro, così come Barreca andavano dai Carandente e Fina. Nella casa di Via dell'Arancio, Carandente e Fina, assistiti dall'avvocato Marco Rocca, hanno chiesto di essere interrogati perché dopo aver scelto la strada del silenzio durante l'udienza di convalida dei fermi ritengono adesso di poter fornire una versione alternativa dei fatti, ma soprattutto rispetto quella data da Barreca. La 17enne intanto ha indicato proprio la coppia come i carnefici del massacro e come coloro che in qualche modo avrebbero plagiato la sua famiglia, lei compresa. Convinta che la madre e 2 fratelli fossero indemoniati, anche la ragazza, che non dice tutta la verità probabilmente, che cerca di proteggere se stessa e il padre, sarà risentita dalla procura dei minorenni. Linea da regia per gli spot pubblicitari. Anche a Messina si è svolta ieri la manifestazione sulla sicurezza nei luoghi del lavoro organizzata dalla CISL, la corrispondenza da Messina. Un'iniziativa molto importante di spinta alla mobilitazione nazionale che è partita durante questi giorni di grande fermento attorno al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Riteniamo importante la mobilitazione di Messina, anche se oggi la pioggia sotto questo aspetto non ci ha aiutato, ma è importante consegnare un documento di sensibilizzazione alla Sua Eccellenza il Prefetto per dare supporto e sostegno a quelle che sono le richieste che la CISL ha avanzato al Governo per mantenere un tavolo permanente con le parti governative e le parti datoriali affinché il tema della sicurezza si possano trovare soluzioni concrete e definitive, come la classificazione delle imprese, la formazione maggiore per i lavoratori e per i datori di lavoro, l'utilizzo di strumenti utili ad azzerare i morti che quotidianamente ci sono nei luoghi di lavoro. Il tema della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è un asse importante per la nostra organizzazione nella tutela dei diritti principali dei lavoratori e delle lavoratrici. Proseguiamo il nostro impegno con costanza e determinazione, convinti che sia necessario, per fermare queste tragedie sui luoghi di lavoro, delle morti ma anche degli infortuni di tanti giovani, anziani, lavoratrici e lavoratori, di tanti immigrati che non trovano sicurezza nel posto di lavoro, riteniamo sia indispensabile chiamare a un patto di responsabilità condivisa tutte le forze istituzionali, gli enti, la politica, ma insieme alle organizzazioni sindacali e alle imprese, per poter costruire azioni concrete, interventi chiari, precisi, a cominciare dai presidi nei luoghi di lavoro. Ritorna il concorso Fotografa la festa del mandorlo in fiore, ideato dal giornalista Domenico Vecchio della testata giornalistica online Agrigento Oggi. Quest'anno l'iniziativa si ispira alla gioia della festa, ai colori della primavera e alla concordia tra i popoli e conterrà una nuova categoria, miglior foto, talento femminile. La foto vincitrice di questa categoria diventerà parte integrante delle campagne promozionali della TUA previste in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e l'edizione del Mandorlo in Fiore del prossimo anno. I riconoscimenti andranno alla migliore foto a colori in bianco e nero per la migliore destinazione turistica, ai quali si aggiungerà il premio speciale miglior foto talento femminile.
Presentata a Messina la nuova carta dei servizi AMAM, l'azienda per la fornitura dell'acqua a Messina, un'azienda vicino all'utenza. La corrispondenza da Messina. Oggi abbiamo presentato la nuova carta servizi che viene fuori da un colloquio che abbiamo avuto in questi mesi con le associazioni dei consumatori, è stata approvata quindi in Consiglio di amministrazione qualche giorno fa e quindi la novità principale è la possibilità di canalizzare sul proprio conto la bolletta, quindi che è un metodo totalmente gratuito e quindi questa è la grande novità. Inoltre noi abbiamo un portale a cui si può accedere tramite SPID in cui c'è la possibilità di fare volture, rateizzazioni e anche oggi, da oggi in poi, fare anche un reclamo. E poi un'altra novità è l'importo minimo della fatturazione che è di 25 euro, quindi l'utente riceverà comunque la fattura ma il bollettino lo riceverà eventualmente dopo 3 o 4 mesi in base poi agli importi. La carta servizi è uno strumento di cui AMAM si è dotata già da diversi anni. L'ultima revisione è stata fatta nel 2020, ma noi comunque la revisioniamo sempre per ascoltare anche gli utenti tramite le voci dei consumatori, delle associazioni e quindi implementarla e anche venire incontro alle esigenze degli utenti. Oggi c'è un nuovo numero che è il numero unico, oltre il numero verde c'è un numero che è lo 090 36 87 711 in cui l'utente appunto può telefonare e da questo numero viene smistato nei vari uffici, quindi se è una segnalazione parlerà con l'ufficio reclami, se sono problemi amministrativi che riguardano la bolletta per esempio verrà direttamente indirizzato verso l'ufficio indicato. La carta servizi va rivista periodicamente perché lo stabilisce la legge. Quello che noi abbiamo posto sul tavolo erano le esigenze dei consumatori, la gente ci ha posto le sue esigenze e abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Fate conto che questa carta dei servizi prevede, come tutte le carte servizi, un incontro periodico annuale per la verifica della qualità del servizio erogato, quindi probabilmente a dicembre o a gennaio di quest'anno, gennaio dell'anno prossimo ci riuniremo per verificare l'effettività dell'applicazione della carta dei servizi e tutto quello che abbiamo scritto sia applicato, anche il tempo di risposta ai reclami, i tempi di guasto, insomma tutta questa che fa parte della qualità del servizio erogato viene sottoposta a revisione per poter poi fare le ulteriori modifiche. Conferenza stampa ieri indetta dalla società dell'Acragas e voluta dal co-patron Giuseppe Deni, che ha parlato di stadio, di futuro e di tanti altri argomenti. Noi abbiamo seguito l'evento, vi proponiamo l'intervista a Giuseppe Deni. Oggi una conferenza stampa per illustrare anche gli esiti della sentenza del CGIA. Ecco, questo cosa comporta anche per lei come persona e per il futuro dell'Acragas? Ma diciamo che questa è una sentenza importante per noi, per il nostro futuro, senza voler fare polemiche. Oggi c'è la giurisdizione che ha messo una pietra tombale su questo fatto. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha deliberato che l'attuale Presidente ha tutte le condizioni e i suoi soci hanno tutte le condizioni per ricoprire il ruolo che ricoprono. Per cui niente di polemica, in Italia siamo in una società di diritto, oggi il diritto si è fatto valere. Le è costato tanto però, ha dovuto cedere le quote e nominare un nuovo Presidente? Sì, ma diciamo che il nuovo Presidente è stato nominato per i fatti suoi, perché è una figura competente, una figura importante. Certamente noi abbiamo dovuto fare delle cessioni di quote al di sotto del loro prezzo nominale, per cui è chiaro che abbiamo subito una grossa perdita, ma al di là di questo ordinaria amministrazione. Incassato questo verdetto positivo per lei da parte della CGIA, ora si punta tantissimo verso la gestione della società con risultati rosei, ma serve naturalmente la pubblicazione di un bando da parte del Comune. Ma come avevamo detto sempre in tutte le conferenze stampa, noi abbiamo bisogno di avere un Lesseneto che sia uno strumento di lavoro valido per poter fare anche altre cose, non solo calcio, ma fare tutte quelle attività che devono essere propedeutici a creare finanza da poter destinare sia al miglioramento dell'Esseneto e sia al miglioramento dell'organico dell'Acragas per poter, puntare a categorie superiori.
Lei parlava di un Agragas appetibile a tanti nuovi soci, forse imprenditoriali, che vogliono investire nell'Agragas. Assolutamente sì, l'Agragas, tenete presente che è un brasone, è una grande piazza, una piazza che ha portato allo stadio 5-6 mila persone, e penso che ci sia e c'è sicuramente, perché mi è stato manifestato tutto ciò, l'interesse di molti imprenditori agrigentini e non agrigentini interessati allo sviluppo dell'Agragas. Con Deni e il suo entourage sarà un Agragas vincente? Se ci saranno le condizioni che ho detto, la concessione dello stadio, e l'Agragas potrà fare tutte quelle attività, l'Agragas l'anno prossimo dovrà fare un campionato da protagonista. Lei è fiducioso che l'amministrazione comunale emette il bando? Io sono fiducioso perché so che questo assessore allo sport, Gerlando Piparo, si sta dannando l'anima affinché tutto questo succeda, e siccome lo ritengo una persona seria, sono anch'io fiducioso. Un campionato costoso, diceva lei, come avete fatto per sostenerlo? Ma i bilanci sono ufficiali, sono pubblici, abbiamo avuto degli interventi dei soci, lo sbigliettamento e molti sponsor che hanno creduto in noi e all'Agragas. L'Agragas è appetibile ai mercati esteri, diceva lei, che avete avuto anche richieste di vari stage, di tanti giovani che vorrebbero venire da Agrigento, ma attualmente con le condizioni che ci sono non l'hanno potuto fare. Diciamo che ci sono molti imprenditori, tra cui un gruppo di indonesiani, che sono fortemente interessati all'Agragas, e questo è un discorso societario. Poi l'Agragas ha un progetto di rilancio del settore giovanile, con giovani vengono anche dall'estero, per poter fare la cosiddetta scuola calcio, l'università del calcio in Agrigento, e creare un'economia che potrebbe dare respiro tanto respiro all'economia di questa città. Mancano però le strutture sportive per fare questo. Ma su questo abbiamo anche un progetto, quello di coinvolgere i paesi limitrofi dove ci sono i campi per poter disputare le attività calcistiche, coinvolgendo gli altri comuni, per mettere a disposizione le strutture anche di altri comuni che sono limitrofi ad Agrigento. E stasera alle ore 21 e domani in replica alle ore 16 TVA trasmetterà la seduta del Consiglio Comunale dello scorso venerdì sui rischi idrogeologici del Comune Realmontino. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TVA Notizie e vi auguriamo una buona serata.